Un magna magna. Cucina all'italiana con Sammy Varin. Lo so che siete ad aspettarmi, siete ad aspettarmi qua fuori, no? Dici, non vai da nessuna parte, se volevi andare a casa. No, oggi è mercoledì e c'è anche tutto un magna magna. E poi ve l'ho promesso, tra pochi istanti arriva Deborah Bellotti, signora delle stelle, astrologa ufficiale, professionista, l'astrologa di Radio Libertà, ma anche la vostra astrologa che potete contattare privatamente per farvi fare un vedo, prevedo, stravedo. Sta per arrivare, prima però qualche messaggio lasciato indietro da questa mattina. Io non lascio indietro niente. Se inviate un WhatsApp al 340 6709 659, tranquilli, prima o poi arriva Sammy Varin e assolutamente ve lo legge. Fanno i complimenti a Mario che ha chiamato questa mattina, ottimo osservatore, mi scrive Gino. Marco invece scrive: tanti ormai hanno già capito come funziona questa Europa, voluta per impoverire gli stati e renderli schiavi. Sveglia, non ci si ricorda più che fine ha fatto la Grecia. E ancora, ma la farà sempre franca la von der Leyen? Punto di domanda. La Meloni dovrebbe smarcarsi dalla von der Leyen se ha a cuore il suo popolo. Io ti dico, ma quale popolo? E Ursula, già indagata in Germania per appropriazione di soldi proprio sulle armi. Che caso? Io non so niente. No riarmo, no guerra, scrive qualcun altro. E poi, ok, abbassare l'IVA sulle ostriche per sostenere il comparto pesca. Sulla carta igienica, no? Mi pare che il 22% su un prodotto così indispensabile sia un po' troppo, a meno che non si voglia tornare all'uso dei giornali. Assolutamente sì, ce ne sono certi che si prestano. Ciao Sammy, basta fare ospedali militari, accademie. Abbiamo risolto il problema della sanità e dell'istruzione, sforando alla grandissima qualunque legge di bilancio. Grazie per la tua rassegna, scrive Matteo. Oltre a ricordare l'inizio del Ramadan e relativi auguri, credendo di fare probabilmente chissà che cosa, Matteo Lepore, l'abbiamo salutato e ringraziato. Matteo Lepore è lui che ha fatto i salamelecchi a tutti i bolognesi che fanno il Ramadan, e adesso ce n'è un altro di sinistra che propone di fare una giornata festiva in Italia, la conclusione del Ramadan. Matteo Lepore si è ricordato che dell'inizio della Quaresima e a presentare i relativi auguri alla consistente comunità cristiana? No, non ce li ha mica fatti gli auguri. Presenterà anche alla comunità ebraica gli auguri per le prossime feste? È vero, loro poi ne fanno tante. Si è mai ricordato della comunità buddista in Italia? In quanto gay mi sono veramente stancato di questo servilismo verso l'Islam, che considero un'ideologia pericolosa, la quale subordina le donne agli uomini, tratta i gay come persone da perseguitare. A Gaza il regime palestinese infligge fino a 10 anni di carcere agli omosessuali e Israele ha accolto centinaia di gay palestinesi perseguitati, per non parlare delle persecuzioni che certi regimi islamici hanno inflitto o infliggono a ebrei e cristiani. Grazie Claudio per averci scritto. Senatori presenti 319, senatori votanti 318. Va ora in onda Politicastri, una lettura politica degli astri, fatti e misfatti, con Deborah Bellotti. Senatori, no, per favore, togliete quella bottiglia là. Non stiamo mica all'osteria. Non siamo all'osteria, ma quasi, perché alla fine, signori, vedete, devo chiamare lei perché qui non si capisce più nulla, un gigantesco polverone su giornali e telegiornali. È arrivata, mai così tanto auspicata ed evocata, la signora delle stelle, Deborah Bellotti. Buongiorno Sammy, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E cosa dobbiamo fare, Deborah? E cosa dobbiamo fare? Io adesso, chiaro che posso dire, l'avevamo detto
l'avevi detto che l'Europa e il mondo non sarebbe stato più lo stesso, che ci sarebbero stati cambiamenti, ma io me ne sto zitto perché ho paura quasi a darti la parola, perché il peggio secondo me deve ancora accadere, ma mi zittisco. Raccontaci, Deborah, cosa sta succedendo, quali influssi planetari ci siamo beccati e soprattutto cosa si muove lì tra i pianeti, perché non stanno mai fermi neanche loro. Beh, allora, vabbè, tutti quanti abbiamo assistito all'incontro tra Trump e Zelensky e va bene, ad un certo punto sembrava che stesse per scoppiare chissà quale tipo di ordigno, e invece l'atteggiamento di Trump, per quanto noi europei possiamo definirlo aggressivo, è un atteggiamento mirato ad ottenere dei benefici. Quindi io ti direi che, come già detto forse 3 anni fa, 2 anni fa, non ricordo più, l'Ucraina verrà ovviamente divisa. Quindi le 4 regioni del Donbass andranno alla Russia. A questo punto le terre rare sembrerebbe che andranno agli Stati Uniti d'America, che poi Trump quelle terre rare dovrebbe darle ad Elon Musk per ovviamente tutto il suo compartimento sia legato allo spazio, sia legato alle macchine elettriche, che in realtà queste macchine elettriche non dureranno più di tanto, ma subiranno un ennesimo cambiamento. Quindi è possibile nuovamente ritornare ai motori endotermici. Ecco, anche da questo punto di vista stiamocene tutti tranquilli, ok? Quindi l'elettrico è nato e tra un po' morirà persino. Zelensky sicuramente, allora, lui ha parlato di isolamento, io mi tolgo, io mi levo se il popolo non mi voterà, sicuramente non lo rivoterà, quindi direi che andrà in esilio, ma attenzione perché lui rischia veramente tanto, soprattutto dal 18 di aprile a fine maggio, quindi non è detto che ci sia la possibilità che lo facciano sparire in un incidente abbastanza drammatico. Per quanto riguarda nuovamente la pace, sì, sicuramente stiamo andando in quella direzione. Trump, oltre a dare le terre rare a Zelensky, terrà queste terre rare un po' come arma di ricatto nei confronti della Russia, della serie io ti prometto, ma questo giro lo mettiamo per iscritto, che mi avvalgo delle terre rare, ma non faccio entrare l'Ucraina nell'Europa così come nella NATO. Però, ripeto, a questo giro sarà tutto scritto, quindi ci sarà un ennesimo accordo tra le due parti. Inoltre, questo accordo sicuramente da parte dell'America nei confronti della Russia fa in modo che la Russia diventi una sorta di spartiacque. Quindi se Russia e America si uniranno, ad un certo punto il nemico che rimane, tra virgolette, da battere, da combattere, è anzi la Cina. Ecco perché Trump ci tiene a questa pace, che è una pace ragionevole, non è la pace che auspicava l'Europa, che abbiamo tutti notato che ad un certo punto la von der Leyen ha detto dobbiamo armarci nuovamente perché la Russia è il nemico, è il cattivo di turno. E rispondendo all'ascoltatore di prima, sì, la von der Leyen andrà fuori dalle scatole, presumo entro il mese di agosto. E questo è importante perché, Perché insomma, ha lanciato tante situazioni. Adesso questa cosa che vuole riarmare l'Unione Europea ci ha rovinato. spendendo tantissimi soldi, dobbiamo capire se saremo obbligati a farlo o se potremmo dire vabbè, compriamo qualche mitragliatrice, dai, non abbiamo tempo, dobbiamo pensare alle nostre cose, alla nostra sanità, o se saremo davvero obbligati. Chiaro che sta facendo Allora, arrabbiare e sta dividendo anche all'interno del centrodestra. Abbiamo visto, c'è la Lega, solo la Lega che dice stiamo facendo una cazzata, punto di domanda. Meloni
che cerca di stare in equilibrio perché giustamente è il suo mestiere, Forza Italia addirittura invece contentissima di armare l'Europa. Cosa potrebbe accadere su questo fronte? Cioè adesso c'è venuta una FIFA incredibile della Russia e anche un po' dell'America sul fronte dazi, però almeno quella non spara, ma ci alza i prezzi e non ci fa comprare più nulla. Tu dici c'è la possibilità che la von der Leyen in qualche modo se ne vada, democraticamente, of course? No, Ah, no, democraticamente no. Secondo me viene proprio cacciata, o sicuramente tutte queste situazioni che lei ha a livello legale, insomma, la compromettono. Quindi ti direi no, lei esce proprio di scena in malo modo, tra l'altro, e non ti nego che l'intenzione di Trump sia proprio quella di riportare l'Europa, quindi gli Stati membri, a come erano prima, quindi a dividerli nuovamente, e credo che ci riuscirà. Già te l'avevo detto, credo forse l'anno scorso o l'anno prima, ma ad un certo punto l'Europa è difficile che si ritrasformerà e troverà di nuovo la sua unità, a parte che non c'è mai stata, però torneremo nuovamente ai confini nazionali pre-euro. Quindi aspettiamoci, io penso nel giro di questo barra l'anno 21 proprio un ritorno alla moneta nazionale di ognuno dei membri dell'Unione Europea, e finita lì. Quindi l'Europa va praticamente a morire a se stessa, proprio per via anche di questa situazione di forza del volere assolutamente riarmarla contro un nemico che ti posso garantire non c'è. Perché se io guardo il tema natale della Russia, guarda, non gliene può fregare di meno dell'Europa, anche perché fino a quando ci sarà Putin, che comunque è un uomo amante della storia, come lo è Elon Musk, alla fine, cioè, l'Italia e il resto dell'Europa si salvano. Quindi io non capisco tutta questa illusione che arriva appunto dalla von der Leyen e da altri membri che si sono messi in testa che chissà quale disavventura, quale guerra dovrebbe scoppiare qui da noi, ecco, in Europa. No, no, sono sempre del mio parere, Sammy, non lo cambio. Smembramento dell'Europa, ritorno alle monete nazionali di ogni Stato, fine della questione. E sicuramente ci sarà un recupero per quanto riguarda l'economia non da quest'anno, ma dall'anno 21. I dazi non dovrebbero colpire noi in Italia, proprio per via di questa unione fra Trump e Giorgia Meloni. Quindi io lì non mi fascerei la testa. Ciò che mi viene da dirti è che fino a 3 anni fa tutti i media davano contro, per dire, a Orsini, a Travaglio e compagnia cantante, adesso si scoprono che questi hanno detto parzialmente o veramente la verità dei fatti. Quindi, come al solito, il mainstream mente, ma veramente tanto. musica per le orecchie di molti nostri ascoltatori. Signore e signori, AUG, avete sentito? Deborah Bellotti, signora delle stelle, la sua previsione. Segnate giù, che poi mi stanno scrivendo dicendo è vero, l'aveva detto. Lo so, è maga, non è maga, è astrologa, signori. Deborah Bellotti, signora delle stelle, addirittura vi dà la possibilità di avere una previsione personalizzata. E allora diamolo sto numero, chi fosse interessato a sapere il proprio futuro, e scrivete un WhatsApp a quale numero? Al numero 333 13 39 765. Ti aggiungo un piccolo particolare. La prossima guerra che verrà combattuta sarà quella contro l'Islam. E qui mi zittisco perché è praticamente il secondo argomento in quanto a importanza per i nostri ascoltatori, che anche stamattina insistevano dicendo sì, stiamo occupando di questo o di quell'altro, ma zitti zitti, avete sentito i servizi segreti che hanno lanciato l'allarme proprio su un Islam pericoloso che è sempre più dentro l'Europa, punto di domanda, avete sentito o no? E io pissi pissi bau bau, questa cosa ve l'ho detta sui giornali, ma è scritta in piccolino. Grazie Deborah Bellotti, è sempre un onore averti con noi.
Grazie a te Sammy e grazie a tutti gli ascoltatori, alla prossima. Avete ascoltato Politicastri con Deborah Bellotti. Ragazzi, c'è sempre paura quando c'è Deborah Bellotti, Signora delle Stelle, cosa non sta per dire. Comunque, che ne pensate? Che ne pensate? Vi siete fatti un'idea? Chiaro, sono sommerso da WhatsApp al 340-6709-659, poi avremo modo, tanto sto qua fino a sera oggi, di leggerli tutti. Come mi guarda Francesco? Autonomia, signori, questo è un evento targato Lega per domani, giovedì 6 marzo alle ore 21. Se ci ascoltate dalla Brianza, CQ, autonomia, a che punto siamo e quali benefici per i cittadini lombardi? È il caso di uscire di casa, di alzare il culo. Domani, giovedì 6 marzo, ore 21, vi aspettiamo alla sala consigliare del comune di Briosco. 2 passi da Como, da Erba, da Lecco, da Monza, da Milano. Incontro pubblico con il senatore Massimiliano Romeo, presidente dei senatori della Lega e segretario della Lega Lombarda. Insieme a lui Alessandro Corbetta, presidente gruppo Lega in Consiglio regionale della Lombardia. Con loro Antonio Verbicaro, sindaco di Briosco. Appuntamento per domani, giovedì 6 marzo, ore 21, sala consigliare comune di Briosco in Brianza. È il caso di farsi avanti, perché con questi appuntamenti capisci da che parte si va. Appuntamento per questo weekend, ne stanno parlando anche i quotidiani con la controinformazione della Lega. Si parla certamente di sicurezza, si parla di festa della donna, ma si parla anche di pace. La pace che vogliamo è quella che non si fa con le armi, quindi con il riarmo dell'Europa. Vogliamo sapere cosa ne pensate, quindi invito tutti voi che siate di destra o di sinistra, se questo sabato, questa domenica vedete un gazebo della Lega nel vostro paese, nella vostra città, qualunque sia il vostro pensiero, avvicinatevi e parliamone. Vogliamo capire cosa ne pensano gli italiani. Volete il riarmamento dell'Europa, ma soprattutto qui in Italia. Volete tirar fuori quattrini per comprare armi, oppure pensiate che ci siano altre emergenze? Pace anche fiscale, e in questo weekend si parlerà proprio della pace fiscale portata avanti da anni dalla Lega, ma non vuole assolutamente smettere su questo fronte, perché c'è tanta gente che non è riuscita a pagare le tasse, le ha dichiarate ma non è riuscita a pagarle, e un po' di soldini si riescono a tirar fuori da queste persone se si dà modo di pagarle ratealmente. Rottamazione definitiva delle cartelle esattoriali. Guarda qua che bel cartello per milioni di italiani in buona fede. Avanti con la pace fiscale. Questo sabato e questa domenica in 1000 piazze italiane le proposte della Lega: una nuova e definitiva pace fiscale, saldo con rottamazione delle cartelle dei cittadini in buona fede, importo restituito in 10 anni con 120 rate uguali, senza sanzioni né interessi, fine del calvario e ritorno alla vita. Cosa ne pensate? Ma parallelamente a difesa dei diritti delle donne. E quindi tutto ciò che la Lega sta portando avanti anche sulla questione velo. E proprio ieri abbiamo litigato in comune a Milano con Forza Italia, perché loro sono allineati al PD sulla questione velo. C'è qualcosa che non funziona? Forse, ma chi lo sa. Torneremo a parlarne su queste frequenze, o se volete semplicemente questo sabato e questa domenica in tutta Italia ai gazebo della Lega. Da Sammy Varin per il momento è tutto, ma è una minaccia. Ritorno domani alle 7:30. Avete ascoltato È tutto magna magna,